Non ha deluso il pubblico di casa l'Aurora Basket Chiavari, che nell'8ª giornata di ritorno del campionato Serie C Silver ha battuto gli avversari del Basket Club Ospedaletti. Una sfida importante in chiave salvezza che consente ai chiavaresi di fare un passo in avanti in classifica, raggiungendo quota 8 punti, agguantando l'ardita Juventus e staccandosi dal fanalino di coda Ospedaletti fermo a quota 4. Il team, guidato dal coach Giuliano Marenco, si è presentato in campo determinato al Paracarrino, aggiudicandosi il match con il risultato tondo di 70-54. Direi che questa sera è stata una buona prestazione, finalmente un po' convinta, che ci ha permesso di portare a casa i 2 punti contro una nostra diretta concorrente. Sono due partite che giochiamo con la convinzione giusta. Io credo che siamo partiti un po' in ritardo, troppo in ritardo, una squadra con troppi giocatori nuovi, troppi giovani. Ora piano piano stiamo cominciando ad ingranare. 2 partite ben fatte, ora molto importante la prossima, andiamo a Rapallo contro il Recco e dobbiamo cercare assolutamente di portare a casa anche quel risultato lì per essere un po' più sicuri in vista della corsa salvezza. Oggi devo dire bravi tutti, i miei ragazzi hanno interpretato la partita nella maniera giusta. Qualche errore di troppo nei secondi 2 quarti, ma insomma ci possiamo accontentare e portare a casa due punti molto importanti. Nello stesso girone la Tigullio Sport Team si è aggiudicata il derby con il Recco Basket per 84-50, un risultato che consente al team sammargheritese di consolidare la posizione nelle parti alte della classifica, a quota 26 punti alle spalle della capolista Spezia Club 32 punti e Cus Genova 30 punti. Scendendo di categoria nel girone unico della Serie D maschile, da segnalare la vittoria della Val Petronio Casarza con il Blue Sea Lavagna per 82-63, sconfitta invece per il Villaggio Sport battuto tra le mura domestiche dal My Basket Genova per 70-63.